Di nuove proposte per proseguire nella salvaguardia e gestione sostenibile del monumento naturale de Sortumanu di Villa Massargia si è parlato sabato mattina in occasione della 17ª edizione della Sagra delle Olive, in programma lo scorso fine settimana. Uno straordinario sito naturale costituito da circa 700 ulivi secolari e in qualche caso perfino millenari, come il più conosciuto Sarreina, la Regina, che da sempre suscita interesse e è divenuto col tempo simbolo identitario della comunità di Villa Massargia. Sortumanu è parte profonda dell'identità del comune di Villa Massargia e dei suoi abitanti, quindi non può che essere al centro e il cuore dell'azione che abbiamo come amministrazione, non solo da un punto di vista di cura fitosanitaria, che è il primo step fondamentale, possiamo dire, per la gestione sostenibile dell'oliveto, ma poi anche aprirlo, appunto. È un patrimonio del comune di Villa Massargia, ma questo patrimonio può essere esteso a tutti, quindi noi ne siamo orgogliosi custodi, ma vogliamo che tutti possano godere di questo patrimonio naturale che è inestimabile. Un'altra cosa che intendiamo fare è usare Sortumanu come luogo di educazione per eccellenza, quindi noi puntiamo su un'educazione all'interno delle nostre scuole che sia improntata all'ecologia e quindi un'ecologia che ha il suo cuore proprio a Sortumanu. Un interesse legato anche alla particolarità del sito naturale, nel quale il possesso degli ulivi da parte degli intestatari è slegato dalla proprietà dell'area agricola, in capo invece al comune. Sortumanu innanzitutto rappresenta una perla ed è qualcosa di unico nel mondo, soprattutto per la presenza di ulivi millenari intorno all'anno 1000. Ma è unico anche per un altro aspetto, in quanto le piante sono separate dal fondo in termini di proprietà, in quanto la proprietà è del comune di Villa Massargia, mentre le piante sono degli abitanti. Da poco era presente un grosso botanico che l'ha definita la Cappella Sistina della Sardegna, proprio per la sua bellezza. E l'amministrazione comunale ha investito una grossa cifra con un cantiere dove sono state messe a punto delle nuove tecniche di potatura. Sono delle piante dove devo puntare all'aspetto produttivo, ma devo puntare all'aspetto del mantenimento in vita. Ecco perché gli interventi che si devono fare su queste piante devono essere molto limitati, ma soprattutto mirati. Nell'ambito della manifestazione ha avuto quindi luogo anche il primo congresso dei possessori degli ulivi, con l'ufficializzazione del registro dei possessori. A compimento del progetto di tutela e valorizzazione del monumento naturale Sortumanu comunichiamo l'elenco definitivo dei possessori degli ulivi secolari. L'Istituto Europeo di Design, in collaborazione col Comune, ha poi presentato un progetto per dare un nuovo look al sito naturalistico per la creazione di aree antropiche per il tempo libero integrate nell'ambiente circostante. Quello che abbiamo fatto fondamentalmente è stato proporre due diverse strutture come rivalorizzazione delle aree picnic, comprese sia di ombracolo che di sedute e tavoli. Abbiamo incentrato il progetto principalmente sulla salvaguardia delle radici degli alberi dell'oasi naturalistica di Villa Massargia. Il progetto Trame si sviluppa principalmente sull'osservazione dei raggi di sole che passano attraverso le fronde degli alberi, andando così a creare un progetto che si sviluppa su linearità, elementi appunto di chiaro e scuro e giochi di luce all'interno appunto di una copertura che possa così essere, diciamo, usufruibile dalle persone del luogo. Un interesse verso gli ulivi secolari del Sortumanu anche da parte dell'associazione Amici del Giardino di Sardegna, che circa 20 anni fa si era adoperata per eseguire le prime cure in modo appropriato, attratti anche da presunti benefici ancestrali. Ricordo che c'era proprio un grande interesse per arrivare qui, cioè si era sparsa la voce che questo albero Sarreina aveva quasi delle proprietà un po' magiche o comunque riusciva a ridarti benessere, fiducia, eccetera. E quindi c'era un po' un via vai qui in questo... Però ci ha sempre affascinato questo posto. E questo quindi ci ha sempre affascinato.